La cappella del Volto del Santo è stata eretta nel 1360 e consacrata poi nel 1376. Venne costruita dalla comunità lucchese qui a Venezia e anche se è poco conosciuta siamo di fronte a una struttura davvero particolare. Merita visitarla perché anche se ha subito dei saccheggi nel 1800 il soffitto è ancora quello originale del 1300. Addossata alla cappella che abbiamo appena visto vi era la chiesa dei Servi di Maria. Questa fu una delle chiese più grandi di Venezia, forse la terza più grande di Venezia, e vi abitò e visse il famoso Paolo Sarpi. Questi sono i resti di questa maestosa struttura che venne demolita, venne distrutta nel 1800. Ma questi stessi resti ci fanno capire quanto fosse monumentale questa struttura e quanto fosse poco veneziana.